Sì, è una Serie B come da qualche anno a questa parte sta succedendo, oltre che equilibrata, anche molto competitiva, a tal punto che tale competitività porta squadre blasonate come Benevento, come Brescia, come Spalla a essere nei bassi fondi e lottare non per il traguardo finale dove le loro diciamo, attitudini li porta ogni anno a lottare, no? per lottare per vincere il campionato. Questo è a dimostrazione che ci sono squadre competitive che hanno alzato molto il livello della Serie B. E quindi quando è così tutto può succedere anche che una squadra come il Palermo, blasonata come tante altre e più forse anche delle altre, possa aspirare a giocarsi fino in fondo un posto per ritornare in Serie A. Direttore, poco fa parlava dell'importanza di avere un attaccante forte nell'ossatura di una squadra, allora le volevo chiedere, Brunori è pronto per la Serie A secondo lei, come lo valuta come giocatore? Ma lo valuto come attaccante che sa fare gol, li ha fatti tutte le categorie, quindi uno che sa fare gol in Serie C, in Lega Pro, poi li fa anche in Serie B, non vedo perché non li possa fare anche in Serie A. Direttore, la prima domanda su Eugenio Corini, l'ha incrociato nella sua lunga carriera professionale con un giudizio sull'attuale tecnico del Palermo e poi proseguo. Eugenio l'ho avuto a Lecce dopo il mio ritorno, abbiamo sfiorato, persa la Serie A per un calcio di rigore sbagliato e spero che, auguro a Palermo ed Eugenio di ritornare in Serie A con il Palermo, che questa volta non gli possa sfuggire. Sì, finisco un giudizio su Gallo, palermitano, insomma un trascorso importante nella primavera del Palermo, ecco, si sta affermando nel vostro Lecce, ecco, che tipo di giocatore è? Diciamo che è un calciatore che sta raccogliendo i frutti di una crescita importante che ha sviluppato nel ruolo di terzino sinistro, lo dimostra il posto da titolare che ha nel Lecce, lo dimostra anche il fatto che è stato chiamato nella nazionale Under 21, quindi un ragazzo con delle potenzialità importanti che piano piano stanno dimostrando quelle potenzialità, come ho detto prima, che possano diventare anche qualità. Direttore, si aspettava già a gennaio questi acquisti da parte del Palermo, giocatori come Tutino, Berre che arriva dalla Serie A, quindi giocatori già di categoria dopo pochi mesi, e poi che pensa anche del City Group, se può essere anche un modello per le società italiane in futuro? Grazie. Ho detto prima della competitività di questo campionato, lo dimostrano i nomi e le qualità dei calciatori che ogni singola squadra ha dentro. Il Palermo con questi calciatori ha ancora di più rafforzato e migliorato il suo organico, perché sono calciatori che, come Tutino, ha già vinto questo campionato con la Salernitana, è un ragazzo che ha dimostrato di avere qualità importanti soprattutto anche in questo campionato, e credo che sono stati due innesti importanti insieme agli altri che ha fatto il Palermo. Ma sai, fare parte di una famiglia, tra virgolette, famiglia calcistica come quella del gruppo del City, credo che sia un arricchimento di metodiche, sia un arricchimento di conoscenze che può portare anche il club ad assorbire e a migliorare e a migliorarsi. Poi si augura velocemente un ritorno del Bari in Serie A per riavere un derby anche pugliese di livello importante che possa arricchire anche la Serie A. Una volta la Puglia annoverava derby Bari, Foggia, Lecce, quindi veramente era un bel piacere, no? E quindi, come succede in tante regioni, può succedere anche che in Puglia possa ritornare a verificarsi questo almeno è il mio augurio.